Qual è stato il suo primo approccio con la poesia e che senso ha purtroppo oggi in un mondo così materialistico? Ecco, bravo. Mi sono orientato in particolare verso i poeti dell'ermetismo, perché quelli che erano più classicheggianti erano un po' troppo, diciamo così, inquadrati, mentre l'ermetismo con pochissime parole dava una grande intensità al sentimento che usciva da quei cuori. E basta pensare a Ungaretti, no? Lì c'è stato questo anche snellimento della letteratura, no? Perché molte volte anche nelle scuole, e io poi ho fatto l'insegnante anche, io vedevo che i bambini, quando spiegavi anche quelle che potevano essere poesie troppo difficili per loro, però quando facevi capire tu il senso esatto di quella poesia, lo capivano e lo cominciavano ad apprezzare. Ecco, quindi io penso che in questo mondo quello che serve è quel qualche cosa di positivo, e torniamo a noi, no? A quello che abbiamo dentro l'anima, di poter dire, ecco, io ho contribuito, per esempio, anche quando insegnavo ai ragazzi della scuola, no? a dare una sensibilità vera alla loro lettura della poesia, no? E non come bastava che proprio tante volte anche certi insegnanti, ripetila a memoria, e magari non approfondivano un bel niente di quello che poteva essere il sentimento del bambino, no? Ecco, questo è il principio. La poesia gli dà tanta forza. E allora tutte queste cose io cercavo di aiutare, perché ho sempre poi continuato anche nelle scuole superiori, alle magistrali, a insegnare didattica e tirocinio, e facevo sempre proprio questi accenni, queste riflessioni agli studenti delle magistrali, e loro apprezzavano molto proprio questo fatto, perché li aiutavo a penetrare in questo mondo misterioso. Ecco, questo è il discorso. La poesia è poesia quando porta in sé un segreto.